Esatto. Però andiamo a fare foto. Calato nel silenzio e tra le distrazioni del mondo, di quel pezzo di cielo che entrò in una buia grotta, buia come spesso la cavità dentro il nostro cuore della storia. L'immensità della parola era lì, dinanzi ai nostri occhi, in quel piccolo, indifeso corpo, debole con i deboli, ma forte con i forti. La parola di Gesù avrebbe scosso le coscienze d'ogni tempo fino a bussare alla porta del vostro cuore. I decenni, i secoli, ma la polvere del tempo non oscurò la fioca luce di quel sacro che irruppe nella grotta. Quella piccola fiamma diventerà presto torcia e poi incendio per le coscienze. Neppure il sangue dei primi martiri cristiani frenerà la forza e la dolcezza di quella voce, crocifissa e poi risorta. E mentre i secoli spazzeranno via gli uomini come sabbia, quell'unica parola eterna udita in Galilea entrava di corpo in corpo, come marea montante. Ma arrivarono presto i secoli in cui la fede verrà brandita come spada, mettendo gli uomini gli uni contro gli altri, nel nome di quel Dio che un giorno disse loro: la pace sia tra voi. Finché quell'uomo, illuminato dalla verità della parola stessa, povero nel corpo ma grande nello spirito, non tolse loro ogni potere, aprendo nuove porte alla strada del bene e della pace. Laudate voi tutti, benedite l'Altissimo Buon Signore, il fuoco, la terra con tutte le sue creature. Parlate agli uomini con autentica bontà, con la mansuetudine dell'agnello al suo pastore. Non fate differenze tra le genti, siete tutti fratelli. Parlate ai saracini e volgete lo sguardo ai lebbrosi come a chi vi tende la mano. Donate con semplicità un sorriso ai tanti poveri. Dalla grotta alle grandi cattedrali costruite dall'uomo. Ma la parola non può essere chiusa fra le spesse mura di pietra. È libera di girare per il mondo, nel cuore, portata nel cuore degli uomini. E poco importa se sono passati così tanti secoli da quando essa fu udita. Questa parola di spirito si è fatta carne. Nessuna verità può essere completa se prima non pensate anche voi di essere stati dei bambini pieni di quella luce increata che ha aperto le porte al sacro. In una mangiatoia, esile creatura, divino che si tocca, sacro interrogativo di tutta la storia. A poco serviranno oggi i nostri computer, l'iPhone, l'iPad, i cellulari di ultima generazione se vorremmo parlare con Dio. Non lo troverete collegato in rete. Egli è libero. Dalla fessura di quella stretta porta può ancora passare un raggio di quella luce che rischiara ogni nostra profondità. E allora andiamo. Dei pastori, cui venne annunciato il sacro che viene. Io sono qui a raccontarvi questa grande gioia e voi siate dispensatori di questa grande gioia, perché il mondo da tanto tempo è in attesa. Bravo! Di vento che cambierà la storia, che farà fremere di timore la... Si facciano registrare secondo i dettagli imperiali.
Betlemme la notizia dell'arrivo di alcuni sapienti da Oriente venuti ad onorare il Messia annunciato era giunta fin dentro le stanze del palazzo di Erode, re di Giudea. La notizia che un bimbo della stirpe di Davide era nato per liberare il popolo oppresso trovava conferma anche presso le antiche profezie che parlavano di Betlemme come la terra da cui sarebbe arrivato il liberatore di Israele. Erode, intimorito da queste parole, convocò i saggi e gli astrologi perché gli dessero notizie precise del latte e miele, timorato da quel misterioso bambino che sarebbe divenuto ancora più grande di lui, venuto dal cielo per un nuovo regno. Andò a trovare l'anziana cugina Elisabetta per raccontarle i fatti prodigiosi che aveva vissuto. Maria, con grande stupore, scoprì che anche Elisabetta aspettava un figlio nonostante l'avanzata età. Le due donne, avvolte dal mistero celeste, non comprendevano però quel disegno divino in cui vennero calate, come i romani avevano ordinato. Alle porte della piccola Betlemme, ecco che la giovane madre si sentì... Eccole, le nostre case, e non fermarsi di roccia. Nessuno tra noi è mai entrato nella storia. Nessun pastore ha mai fatto la storia. Passiamo, come passano le pecore sui campi. Migranti della vita del silenzio, sono i pastori d'ogni tempo, statuine lasciate lì, mute, come nei presepi. E lui è il Dio degli uomini, puri magi, venuti da lontano fino alla grotta, guidati da quel desiderio di mistero e sacro. Altri migranti oggi bussano alle nostre porte. Giungono per mare o giungono per terra fino alle nostre coste. Sbarcano e molti finiscono nelle grotte. Ombre che si disperdono in mare, nel deserto dell'indifferenza. Cercano quella dignità che il Dio nato in una grotta ha riconosciuto a ogni essere umano. E da mangiare quando avevo fame. Ero nudo e mi avete vestito, malato e mi avete curato. A uno dei più piccoli l'avrete fatto a me. L'avrete fatto a lui.
Sì, ma quando... Ora di sera. Vai. Un badiglio? Un badiglio? Cose così. La luce, le tante, troppe false luci, la musica, i tanti, troppi rumori che abbiamo dentro, i gesti che hanno perso di loro significato, il dono, travolto dagli inutili regali di cui siamo sommersi, il sorriso stampato nelle facce della festa, il silenzio ci è stato rubato. È Natale, ma quasi ve lo siete dimenticati. Nessun angelo servirebbe più a ridestare lo stupore di questo momento, quando cielo e terra fecero silenzio dinanzi al mistero incarnato. Quella luce increata è venuto nel mondo nel silenzio. Le immagini che avete visto sono solo un riflesso di quel momento, ma ricordate, non era qui il Gesù nato. Lui è ancora nell'angolo buio del vostro cuore, dove il silenzio parla, oltre al Natale di cui vi siete rivestiti. Andate, tornate sulle vostre strade, con voi sia il nostro augurio, un augurio di silenzio. È nato, è nato, è nato.